Non è vero che l'azienda ULSS 2 non sta provvedendo alla sostituzione dei tecnici che sono andati via. Alcuni di loro, per metà degli 8 denunciati, degli 8 tecnici denunciati dalla CGIL che sono andati via, 4 sono stati già assunti e 4 saranno assunti nei prossimi giorni, quindi probabilmente per settembre avremo reintegrato gli 8 tecnici mancanti. Questa è la replica dell'ASL 2 alle preoccupazioni sollevate dalla CGIL sullo Spisal. La direttrice del Servizio Prevenzione e Controllo Malattie Croniche, Maria Domenica Pedone, smentisce che il territorio sia rimasto scoperto dopo l'uscita di 8 tecnici. Le uscite di personale dallo Spisal non sono dovute a una fuga dall'ASL 2, ma a un turnover legato al concorso nazionale per l'ispettorato del lavoro e a un pensionamento, un fenomeno che ha interessato tutte le aziende sanitarie del Veneto. La dirigente sottolinea inoltre che i controlli non dipendono esclusivamente dallo Spisal, perché le stesse competenze sono svolte anche dall'ispettorato del lavoro, che nel frattempo ha rafforzato il proprio organico. Dire che sul territorio trevigiano non c'è più controlli è un po' sbagliato, perché effettivamente, anche se noi avessimo avuto una flessione dei controlli come Spisal, le stesse competenze sono attribuite anche all'ispettorato del lavoro, che ha notevolmente aumentato il numero di tecnici presenti sul territorio. Secondo Pedone, gli infortuni sul lavoro sono un fenomeno complesso e non riconducibile soltanto ai controlli o agli investimenti delle aziende. E i determinanti che portano ad un infortunio sono talmente tanti e a volte non riguardano neanche le norme sulla sicurezza. Abbiamo visto che a volte è anche la fretta, oppure i comportamenti personali, la scarsa percezione del rischio da parte dei lavoratori stessi, no? Non solo un mancato investimento da parte del datore di lavoro, questo lo dobbiamo dire.